Ovviamente per me l'esperienza è stata solo che positiva, dal punto di vista sia culturale che lavorativo. Dal punto di vista lavorativo ho potuto guardare anche altre cose rispetto a quelle che guardo nella mia azienda di adesso, quindi posso solo che essere contenta. Invece dal punto di vista culturale mi sono portata a casa tantissimi amici, tantissime belle esperienze e penso anche tu. Io invece ho ampliato le mie conoscenze in inglese, soprattutto per quanto riguarda le attrezzature e anche una cultura differente rispetto a quella italiana. All'interno dell'azienda, per relazionarci con i nostri colleghi, utilizzavamo la lingua inglese, lingua che utilizzavamo anche all'esterno dell'azienda, nei locali, nei bar, soprattutto venerdì sera e sabato sera, quando dovevamo conoscere e relazionarci con nuove persone. Io consiglierei assolutamente l'esperienza Erasmus, è stata molto importante, sia per provare appunto un'esperienza da soli, quindi doversi arrangiare in tante piccole cose, e anche perché penso che sia molto bello provare a fare il proprio lavoro e mettersi in gioco in un contesto diverso da quello in cui solitamente si lavora, quindi all'estero. Per me il momento migliore è stato quando dopo un mese siamo riusciti a trovare la giusta tranquillità e ormai ci eravamo ambientati in maniera ottimale in un nuovo paese, sia con le persone sia comunque con le spese, ad esempio, e la casa dove stavamo. Erasmus mi ha dato molto sul fattore lavorativo perché mi ha fatto lavorare anche in ufficio tecnico, questo mi ha fatto vedere il complessivo delle macchine molto in dettaglio e le varie personalizzazioni. I 2 mesi di Erasmus sono stati utili soprattutto per la lingua inglese e anche per la vita in generale, quindi mantenersi, andare in giro, cioè non conoscere nessuno, conoscere gente parlando in inglese, alla fine vai là e ti diverti, vai là e è difficile da spiegare, ma viverlo secondo me è una cosa pazzesca.